Siamo con Marcaggi. Ciao a Allora, tutti. come possiamo dire, ben ritornato in Grazie. Italia. Come sono andate le cose all'estero? Ci racconti Ho un passato po'? 2 anni bellissimi, ho fatto molta esperienza, diciamo, e ho intrapreso il rugby ad alto livello e questo mi ha fatto crescere molto e sono soddisfatto e adesso devo ingranare tutto quello che ho imparato. Che cosa in particolare hai imparato? Beh, sicuramente la mischia chiusa è un punto forte dei francesi che mi hanno trasmesso forza e molta tecnica e il gioco di mano, velocità e tutta questa cosa qua. Com'è come ambiente? Molto professionale, immagino. Sicuramente un livello di top 14 penso che sia uno dei più forti al mondo, il campionato, se non il più forte, per cui hanno sicuramente dei tecnici ad alto livello e sanno trasmetterti bene le cose. Allora, come hai detto tu bene, adesso si tratta di portare quello che hai imparato qui a Mogliano. Con quale prospettiva, insomma, inizi questa stagione? La prospettiva è sicuramente quella di giocare titolare, di guadagnarsi il posto e di imparare anche sempre di più. Comunque ho 20 anni e ce n'è ancora da giocare. Sì, ci sono tanti giocatori anche di una certa età, tra virgolette, che insomma anche loro con una certa esperienza, insomma, al di là dell'esperienza che tu hai acquisito in questi 2 anni scorsi, qui c'è insomma altro da imparare, no? Diciamo che ho giocato con pari età al di là, per cui l'esperienza sì c'era, ma non come questa, soprattutto in mischia chiusa, per cui c'è mischia chiusa bisogna c'è essere tanto da imparare, scaltri, esatto. No? Cos'è che ti piace di più del tuo mestiere di rugbista? Sicuramente fare le mischie è una cosa che devi amarle, come penso io, se giochi pilone, per cui è una cosa che voglio dedicare il più tempo possibile per diventare il più forte possibile. È stato un periodo, insomma, di grande allenamento, anche doppie sessioni, la mattina presto, il pomeriggio, insomma. Sì. Umberto vi ha torchiati per bene, no? Sì, diciamo che abbiamo passato un bel pre-season, non è ancora terminato, ma tosto e sicuramente darà i suoi frutti. Ecco, ci sono stati momenti duri durante gli allenamenti, no? Sì, diciamo che l'intensità con Umbe è il suo forte, sa fare tutto a 1000 all'ora, ci porta a fare tutto a 1000 all'ora e questo è positivo per noi. E poi c'è anche Serena, insomma. Esatto, Serena, col che cardio. Poi insomma organizza sempre anche cose particolari, tipo andare Sì, in vetta in montagna, no? Sì, Com'è sì. stato? Ci racconti? Abbiamo fatto un'esperienza notturna, diciamo, e una bella camminata post allenamento, è stata bella tosta, però alla fine abbiamo fatto un gruppo e serve. Ascolta, è un campionato che metterà subito alla prova la squadra, al di là delle amichevoli, che già queste sono belle dure, e poi si inizia con un bel antipastino di Coppa Italia, sì. che non è male, no? Alla fine non importa chi c'è davanti, l'importante è far bene sempre, al di là del risultato noi puntiamo sempre a far bene e quando fai bene il punteggio viene da sé alla fine. Come giudichi il calendario, insomma, l'hai guardato o come al solito si dice partita dopo partita? Partita dopo partita, il punto a far bene una e dopo l'altra. Dopo l'altra. Sì, esatto. Ecco, ascolta, ritornando al discorso della Francia, no? Non so, magari leggi qualche notizia, insomma, c'è sempre, insomma, anche richiesta da parte delle squadre francesi di un certo livello di giocatori italiani o anche di squadre tipo, tanto per fare un nome, Albornoz, no? Che vi è richiestissimo. Diciamo che hanno un buon mercato secondo me loro e sanno anche chi guardare, su chi puntare e come lavorare, come anche la Benetton, come le Zebre, comunque qualsiasi squadra. Bene, l'obiettivo insomma per te? Il mio obiettivo? A parte te, intendo dire, secondo te dove può arrivare questo Mogliano? Questo Mogliano siamo molto giovani e questa è una cosa positiva secondo me, perché comunque siamo una bella squadra, bisogna cercare di arrivare comunque al più alto possibile livello e secondo me possiamo farlo tranquillamente e puntare veramente ai playoff e dopo al resto, diciamo.